Assenza dei servizi primari, mancanza di adeguati controlli, problemi di carattere igienico-sanitario e scelta non adeguata dei luoghi. Questi sono alcuni dei disservizi segnalati dai commercianti presenti in questi giorni a Favara in occasione della tradizionale Fiera d'Ottobre. Gli espositori ci hanno anche detto che devono far fronte alla grave crisi economica che sta condizionando pesantemente le loro attività di vendita. Ma andiamo per ordine e analizziamo le lamentele dimostrate. Sull'assenza in fiera dei bagni chimici ve ne avevamo già parlato sabato scorso, un problema sentito non solo dagli espositori, ma anche dai visitatori che in caso di necessità devono arrangiarsi alla meno peggio. Quest'anno non mi sembra nemmeno fiera a me, non abbiamo né bagno, perché fare pipì, la cacca, in pratica va per lavare, siamo un po' abbiati come ammonnizia, va, come ce l'hai a dire. Tutto ciò abbiamo pagato il suolo, non abbiamo niente, va, in pratica, siamo come i pozzi messi. E negli altri comuni dove fate la fiera invece i servizi che vi offrono quali sono? Allora, negli altri servizi ci sono i bagni pubblici, ci sono le luci, ci danno la luce, ci danno più esigenze, ci sono bed and breakfast che si può anche da 20 euro, da 15 euro, il solo pubblico è molto meno, c'è tutto insieme, ma così io non so, a volte non abbiamo nemmeno i soldi per scendere a casa perché ci vogliono 100 euro per venire qua. Altre paesi che noi facciamo ci sistemano bene. Abbiamo tutte cose, bagni, paghiamo qualche cosa in più, però siamo più hai capito? Un altro problema segnalato è stato quello relativo alla sicurezza. Dallo scorso mese di agosto gli agenti del locale corpo di polizia municipale sono in stato di agitazione perché il comune deve pagare loro spettanze relative a servizi straordinari e di irreperibilità già svolti. Condizione quest'ultima che porta alla presenza in fiera dei vigili urbani solo nelle ore di normale servizio, ovvero dalle ore 8 alle ore 20. Può capitare, come è successo oggi, che alcuni ignari automobilisti, non trovando nessuna segnaletica o ostacolo, hanno percorso liberamente la via Cicero e di Francisca, intralciando così le attività della fiera. Il fatto di essere un mercato, diciamo, regolarizzato, una fiera regolarizzata, è un mercato un po' malantato perché non ci sono né controlli né bagni, né le persone possono dire la sua magari di avere quello spazio di poter rispondere anche alle necessità delle persone. Insomma, però ci adattiamo perché siamo siciliani e il siciliano lo sa com'è, che si adatta in tutti i campi. Cosa trova in altri centri che a Favara non trova? Ma su per giù abbiamo quasi la stessa cosa, però il discorso che cambia magari è il momento delle ordine autorità, diciamo, anche a livello di paese. Terzo punto in oggetto sono i problemi di carattere igienico-sanitario segnalato dagli ambulanti di Piazza della Pace. Poi non parliamo di topi che si vedono qua in questa piazza, schifosi topi che pesano 1 chilo, ma io dico una cosa che non ho visto mai nella mia vita. In una fiera non ho visto mai queste cose di qua, topi. Una puzza che esce dalle fognature, che c'è muore, è probabile. Li sta venendo tetano a noi, ne sta venendo qua. I venditori di mobili, ceramiche e ceste in vimini hanno da dire anche sulla scelta del comune di spostarli da Piazza della Vittoria a Piazza della Pace. Fra la crisi che c'è, che non si fa niente e che ne vendagghette non pensa una campagna, ma chi le vedo hanno sta gente? Non sanno compatire le persone che vanno a lavorare. Questo è il problema, è questo di qua. E poi abbiamo crisi, non possiamo assumere personale, ci rimettiamo di tasca e via di seguito. Ora ci hanno buttato in questa piazza qua, nemmeno un cane. Dalla mattina alla sera ci sono i ragazzi, devono mangiare, abbiamo avuto spese di solo pubblico, spese di benzina. Io non sono una donna, non posso dormire a mezzo alla strada. Secondo i commercianti, la fiera di Favara, per come è disposta, è troppo dispersiva e la loro lontananza dal resto degli stand provoca una perdita economica non indifferente. Questa fiera sarebbe stata una bella fiera, se sarebbe stata ancora, se sarebbe stata più compatta. Ora vedi, troppo ramificata, secondo noi la miglior cosa è riunire tutta la fiera, non spezzettandola un po' di qua, un po' di là, visto che siamo tutti messi qua per guadagnare qualcosa.
nonostante tutto i problemi che ci sono con lo Stato, con le tasse e con tutto ciò. Quindi consigliamo questo ai signori del comune, non lo so a chi, di riunire la fiera tutta compatta. Insomma, una fiera d'ottobre, quella che si chiude stasera, che pare essere stata realizzata al solo scopo di garantire la tradizione cittadina, ma che, restando così le cose, il prossimo anno potrebbe perdere numerosi espositori che a queste condizioni si dicono pronti a rinunciare all'evento.